Il consiglio, che ci sentiamo di dare alle nostre comunità è di non pubblicizzare assolutamente ed in tempo reale le proprie abitudini di vita, perché sono facilmente carpibili da parte di malintenzionati. Condividere in tempo reale la vacanza ai tropici, ma anche la scampagnata fuori porta, può avere delle controindicazioni, soprattutto in un periodo come quello natalizio, quando i topi di appartamento si alternano ai vari Babbi Natale e il fenomeno dei furti tocca il record annuale. La verità è che anche i ladri ormai sono social e studiano le loro prede attraverso le più note piattaforme, Facebook e Instagram innanzitutto. E se proprio non si vuole rinunciare a condividere le proprie trasferte natalizie, il consiglio dell'Arma è votato al buonsenso. Se possibile condividelo a posteriori, quando le vacanze sono terminate. Per il resto valgono i consigli di sempre: segnalare movimenti sospetti e chiudere sempre la porta prima di uscire anche per trasferte brevi, e buttare un occhio anche a quella del proprio vicino. La sicurezza partecipata consiste anche nell'aiutare le forze dell'ordine, anche segnalando tempestivamente delle presenze sospette, e soprattutto se il vicino di casa inavvertitamente ha lasciato l'uscio aperto, la porta aperta, magari segnalarlo immediatamente anche a loro stessi, per non favorire, diciamo, l'ingresso di malintenzionati. E per i carabinieri di Marca sarà un Natale di lavoro sul territorio come per tutte le forze dell'ordine, dal contrasto ai crimini contro la proprietà ai dispositivi sulle strade. La sicurezza sarà sempre garantita. Ininterrottamente saremo sempre sul territorio. Mi sento anche di tranquillizzare i concittadini, le nostre comunità, perché affinché trascorrano delle feste serene, nella consapevolezza che le forze dell'ordine, i carabinieri e le altre forze di polizia saranno sempre presenti sul territorio.